Ed ecco un altro video di quelli che è più per vederci e sentirci che altro. La Bundesliga, mi sono visto, live, reaction, quindi con tutta la passione, vedrete. E poi vi parlo di questo Ruff, con questa piccola... vedetevi prima la reazione, però tutta, se no che lo faccio a fare. Questa va vista perché qua parliamo di Inter-Juventus, di Juventus-Napoli dell'epoca di Sarri, sono le due squadre. Ci siamo lamentati del livello della Bundesliga guardando le altre partite, almeno qua ci dovrebbe essere un po' di... quando c'è il portiere buono te ne esci bene. Mamma mia, che ha fatto noi. Lewandowski, Gnabry. Ecco qua. Coman. Dritto per dritto, centrale, in bocca al portiere. Alla caglie con. Lo tira la paura. Boh, questa è una cosa, diciamo, alla Milik, no? Vi incazzate con Lewandowski come vi incazzate con Milik? Non credo. Un po' di fazzoletto di sfaccino. No, perché non attaccano. Il Bayern non aggredisce. Mamma mia. Ha fatto il gol alla Mertens. Non vi abbracciate. I famosi balletti da lontano quando i gol sono così, ma quando il gol è bello, con cazzo che non va abbracciato. E il portiere è un po' mollo, diciamo moscio, mollo o moscio. Poi vi lamentate dei grossi di Sai. Bayern di Mo. Quello che non capiamo certe volte noi, mi ci metto anche io. Noi guardiamo tutti i cazzi, tutte le partite, tutti i minuti. Se guardassimo tutte le altre partite dei giocatori anche importanti, quelli che considerati top player, vedremmo quanti errori fanno, e bene o male. Non dico che con top player sale di Sai, però bene o male. Il famoso Rakitic di cui si parla ogni anno, ogni stagione, che all'Inter o Napoli tutti lo vogliono. Mi ricordo che vidi una partita, mi pare che era una partita di Champions, faceva degli errori, dei cross sbagliati, sembrava Maggio. E voi Maggio lo vorreste adesso? No, perché sono salite le aspettative. Nein! Ist Mehrweg, musst du zurückbringen. Capisce? Ist das nicht teuer? Danke doch, so netto. Was? Ich habe fertig. Auswahl für jeden. Ha fatto una pubblicità allo supermercato. Für Haaland war eigentlich auch nicht Neuer mi sapevi che faceva. Sfaccimma, un tunnel di sfaccimma. Deswegen Immaginate tu nach knapp einer Minute toller Anfang für die Dortmunder, aber s'ha magnato. Questo è un gol. Milik, ti ha magnato gol. Però come si fa qua? L'hai proprio messo. Questo è il rigore. Boh, vogliamo parlarne? Il VAR, non il VAR? Per me questo è il rigore tutta la vita. Perché purtroppo da terra tu ti allarghi apposta. Non è protezione di niente. Anzi, l'hai proprio deviata con quella e magari entrava. E la Juve è sempre la Juve. Lui a 0. Ehi, è pazzo. Mamma mia, che noia assoluta. Ne pensate voi del nome sotto al culo del giocatore e sopra il numero invece il numero... Vabbè, non riesco a parlare. Il nome della squadra. A me dà fastidio perché tu il culo non lo inquadri e quindi giocatori che non conosci fai fatica a leggere, se vuoi leggere il nome. E leggi, il giocatore del Bayern. Però, come concetto da tifoso mi piace, perché fondamentalmente è solo la maglia. Cioè io sono tifoso della squadra e meno del giocatore. Non mi interessa, non voglio sapere chi è. A me interessa solo quel colore, quella società, e facciamo falli. La protesta perché lui dice ho toccato il pallone, vediamo. Comunque eccessiva vigoria. L'ha preso il pallone. Po' alla Sanfrason, diciamo che prende il pallone anche il giocatore. Ci sta, è una decisione che ci può stare. Specialmente se potremmo avere un gol o Dortmund e diventa un po' più interessante. Neuer se non faceva portiere era un ragioniere proprio delle risorse umane. Questo è un altro dei nomi che si è fatto per il Napoli. Poi viene Mario Götze. Nomi che si fanno, ma non credo proprio. Bello.
Sancho. Gozze proprio! Attenzione! Dahoud. Flatterball, Neuer. Bello, mi sono divertito, Lewandowski nimmt die Empfehlung, schießt an. Müller. Mamma mia, Und Guerrero tutto im letzten brutto, la Moment. difesa e l'attacco. Ma non è buono che ti metti la mascherina dopo l'attività fisica. 57. Was macht Allora, er? questo è lo stesso fallo che gli hanno chiamato a centrocampo la spallata. Lewandowski, da Purtroppo Schramme qua è un gegen altro rein. rigore, ragazzi. Gewinnt durch einen No, Geniestreich mamma mia, von che cazzati den così deutschen tedeschi, Classico risultate. mit 1 zu così, 0. Ein Geniestreich bei dem Pugni wirklich gomiti, nicht gut aussah. perché non Das siamo a ist Maronna, der ma roba sulla Corona-Gruß mascherina e gli amo und, coppo calcio da. Siete der ridicoli, taugt auch zur ricordatevi Gratulation. che siete Ganz ridicoli. offensichtlich. Bah, direi un rigore per parte. Dortmund 0, Poi Bayern lo potrei 1. rivedere, potremmo approfondire, ma che ce ne fu. E quindi avete visto che insomma il Bayern è un po' come la Juve, però poi no, perché il secondo recupero non ho approfondito, non ci riesco, non mi viene. Penso che questo rumore dà fastidio, è meglio allontanarci un attimo. E sono su questo roof perché il mio nuovo lavoro è il fioraio, mi prendo cura dei fiori di questo roof e quindi sono venuto a portare un po' d'acqua a questi fiori, non so avere niente, ma ovviamente, ora vi faccio vedere un attimo, c'è il sole di contro, ma la vista è comunque spettacolare. Là c'è l'Empire State Building. C'è altra gente affacciata ai balconi, insomma questo è. E niente, a New York c'è traffico, c'è rumore come al solito, c'è un traffico bestiale, gente con la mascherina o senza, sembra che niente, cioè, insomma, niente di particolare, cioè, tutti quanti in mezzo alla strada. Speriamo che non succeda niente di grave, che non richiudono, perché vabbè, qua non abbiamo mai chiuso fondamentalmente, questo è il problema. E quindi certo, se li vedo senza la mascherina mi viene quel fatto, ma stai facendo un UD strunz oppure perché è un fatto medico che non la puoi tenere? Perché il nuovo è il no mask, la mascherina fa male, ci vogliono uccidere con la mascherina, con l'umidità che creiamo sulla mascherina. Poi vi dovete rendere conto un attimo che scienziati, medici, ognuno dice i cazzi che gli passano per la testa. Persone anziane, laureate in medicina che parlano. È dottoressa la signora. Però guarda caso, tutti questi qua che poi parlano e fanno i live su Facebook, tutta gente che vende libri, tutti questi governativi, tutta gente che vende libri, quindi ci penserei un attimo prima di dare fiducia totale a gente che non pratica più la professione e che vende solo i libri. Ma questo è un parere mio personale. La verità è che tutti hanno dei dubbi, quando hai il dubbio sono d'accordo, il dubbio va bene, la certezza no, mai in generale, perché è una cosa talmente nuova e talmente se è il tuo campo e comunque non lo conosci perché è tutto troppo nuovo, quindi le cose si scoprono giorno dopo giorno. Speriamo che riapriamo il mondo con accortenza, però sa da rapire perché non ce la facciamo più, dobbiamo ritornare a una vita normale, soprattutto perché il calcio ci sta dimostrando, i cretini che vanno in campo, giocano normalmente, si abbracciano, si marcano, si fanno, poi vanno in panchina, mascherina, si c'è, allora si non dietro. Quindi da New York, Valerio Fluido è tutto da New York, e fatemi sapere se vi state vedendo la Bundesliga. Io non mi diverto, la guardo per quella rota di pallone, ma ho fatto un ruttino, è una rota di pallone, ma non mi piace tanto. Ho bisogno, però ha fatto il gol alla Mertens. Beh. Alle 7 qua, non lo so se si vede e se si sente, ci sono varie persone che alluccano, sono varie gente che suona le padelle, i piatti, e si fa alle 7 per ringraziare i social worker, sono quelli che lavorano negli ospedali. Volevo farvi vedere questa cosa, però stanno rumore che non si può fare niente in questa cosa.
Non si può fare niente in questa città. Forse da qua si sente. E gli applausi generali non si vedono, però qualcuno sta... Ah, là sopra. Tutta la città alle 7 fa così. È carina come cosa.